parla, è a letto, è pallido, non... Luca Dal Bello è il fratello di Tommaso, il fidanzato di Miriam Ciobanu, la studentessa 22enne di Fonte, travolta e uccisa dall'auto guidata da un giovane di San Zenone degli Ezzelini, risultato poi positivo ad alcol e droga. Tommaso, 19 anni, è distrutto, non parla, è chiuso in camera. Lui, sopravvissuto a un altro terribile incidente stradale avvenuto un mese fa a Mussolente, mentre era in compagnia di Miriam, nel quale era rimasto ferito, costretto temporaneamente su una carrozzina. Il fratello ci dice che non riesce a darsi pace. Quella tra Miriam e Tommaso era stata una litigata come tante tra le coppie. Nessuno l'aveva cacciata di casa, ripete più e più volte. Per una litigata da niente, perché ripeto, io ce li avevo qua perché io me li portavo in giro, io vivo in Spagna, non vivo neanche qua. Sono venuto a casa perché per assistere mio fratello ed ero sempre con loro perché anche Miriam era un'amica mia, gli volevo un bene immisurabile. Quella sera in cui è uscita poi l'ho seguita in macchina perché mio fratello mi fa guarda che è andata a piedi, ma io gli ho detto non può uscire a quest'ora che ci sono tutti che escono dalle discoteche, che prendono la macchina e in queste zone qua purtroppo la gente guida così. L'ho seguita io e ho provato a farla tornare indietro, a dirgli guardi se non andate d'accordo dormi sul divano, ci sono tante stanze sulla casa. E io l'ho seguita fino alla chiesa, qua Ah, più ok, su, quindi è andato in su. a Passo d'Uomo. Ci sono delle telecamere anche al cimitero, io non so se funzionano, io spero anche che funzionano perché si veda che Miriam non è mai stata cacciata di casa come dicono i giornali. Mm. Miriam qui è sempre stata ben accolta. Miriam era un'amica mia, era un'amica di Tommaso oltre che fidanzata e qui non è mai stata cacciata via. Luca ricorda come Miriam avesse sempre accudito il fidanzato dopo l'incidente di Mussolente, era sempre a casa loro, sempre presente. Anche in ospedale lei era sempre là. Si volevano tanto bene. E io gli volevo tanto bene anche io a Miriam. Anche Luca Dal Bello è sconvolto per quello che è successo all'amica Miriam Ciobanu. Se avessi insistito di più, dice, se l'avessi convinta. Non si Da una sa cosa parte. pensare perché poi uno dice me la prendo con quello che guidava, me la prendo con la litigata, con cosa... dove... Non porta indietro Miriam.